380.000 ultraottantenni in Veneto che diventeranno 680.000 nel 2050, invecchiamento della popolazione, denatalità, approntare delle serie politiche per affrontare la questione anziani rappresenta la grande sfida del futuro. A lanciare l'allarme da tempo le strutture di assistenza in grande difficoltà per una carenza di personale ormai drammatica. E se non facciamo da subito una politica di immigrazione guidata, noi avremo una situazione che è il collasso. Già oggi in Veneto mancano 3.000 operatori solo per le strutture per anziani, immaginatevi quanti ne mancheranno nel 2050. Non c'è un centesimo nel PNRR quando questo provvedimento ha finanziato campi di padel, piazze e opere inutili. Quindi il problema non siamo noi, il problema è la politica. A Castelfranco un convegno per fare il punto tra rappresentanti istituzionali, esperti del settore sociosanitario, accademici ed operatori per delineare le traiettorie evolutive dell'assistenza agli anziani in un contesto demografico, normativo e tecnologico in rapido cambiamento. È chiaro che bisogna pensare a forme diverse, dal co-housing al villaggio solidale alla presa in carico domiciliare utilizzando la domotica. Queste sono le realtà future che poi sono il dopodomani, per cui credo che ci sia questa evoluzione mantenendo ovviamente in piedi anche i centri servizi, cercando di lavorare in modo collaterale e per dare una risposta a 360 gradi. Durante il convegno sono stati presentati i risultati dell'indagine realizzata da SeniorNet sui bilanci degli enti che dopo le negatività del 2022 per la crisi energetica sono migliorati. Il tema però dell'equilibrio economico-finanziario dei centri di servizio resta un tema centrale. Sottolineo questo dato perché se disaggreghiamo e andiamo a vedere il solo risultato della gestione caratteristica, allora gli enti che chiudono in negativo sono molto di più. Il convegno in un capannone di una cooperativa sociale che qui realizzerà una nuova lavanderia a servizio delle RSA, dando lavoro in un circuito virtuoso a persone con disabilità. Qui ci sarà un nuovo sito produttivo che darà lavoro a altre 100 persone. Noi siamo una cooperativa di tipo B di inserimento lavorativo, oggi occupiamo circa 300 persone e fatturiamo 20 milioni di euro e questa sarà la location per altre 100 persone, che però sono 100 persone che sono all'interno degli inserimenti lavorativi, sono disabili e sono di fatto le persone che le aziende oggi non vogliono.